Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercoledì scorso ho parlato della remissione dei peccati, riferita in modo particolare al battesimo. Oggi proseguiamo sul tema della remissione dei peccati, ma in riferimento al cosiddetto potere delle chiavi, che è un simbolo biblico della missione che Gesù ha dato agli Apostoli. Anzitutto dobbiamo ricordare che il protagonista del perdono dei peccati è lo Spirito Santo. Lui è il protagonista. Nella sua prima apparizione agli Apostoli nel Cenacolo, abbiamo ascoltato, Gesù risorto fece il gesto di soffiare su di loro dicendo: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Gesù, trasfigurato del suo corpo, ormai è l'uomo nuovo che offre i doni pasquali, frutto della sua morte e risurrezione. E quali sono questi doni? La pace, la gioia, il perdono dei peccati, la missione, ma soprattutto dona lo Spirito Santo, che di tutto questo è la sorgente. Dello Spirito Santo vengono tutti questi doni. Il soffio di Gesù, accompagnato dalle parole con le quali comunica lo Spirito, indica il trasmettere la vita nuova rigenerata dal perdono. Ma prima di fare il gesto di soffiare e donare lo Spirito, Gesù mostra le sue piaghe nelle mani e nel costato. Queste ferite rappresentano il pezzo della nostra salvezza. Lo Spirito Santo ci porta il perdono di Dio passando attraverso le piaghe di Gesù. Queste piaghe che Lui ha voluto conservare anche in questo momento. Nel cielo Lui fa vedere al Padre le piaghe con le quali ci ha riscattato e per la forza di queste piaghe i nostri peccati sono perdonati. Così Gesù ha dato la sua vita per la nostra pace, per la nostra gioia, per la grazia nella nostra anima, per il perdono dei nostri peccati. E questo è molto bello, guardare Gesù così. E veniamo al secondo elemento. Gesù dà agli Apostoli il potere di perdonare i peccati. Ma com'è questo? Perché è un po' difficile da capire come un uomo può perdonare i peccati. Gesù dà il potere. La Chiesa è depositaria del potere delle chiavi, così di aprire o chiudere, di perdonare. Dio perdona ogni uomo nella sua sovrana misericordia, ma Lui stesso ha voluto che quanti appartengono a Cristo e alla Chiesa ricevano il perdono mediante i ministri della comunità. Attraverso il ministero apostolico la misericordia di Dio mi raggiunge, le mie colpe sono perdonate e mi è donata la gioia. In questo modo Gesù ci chiama a vivere la riconciliazione anche nella dimensione ecclesiale, comunitaria, e questo è molto bello. La Chiesa che è santa e insieme bisognosa di penitenza accompagna il nostro cammino di conversione per tutta la vita.
La Chiesa non è padrona del potere, delle chiavi, non è padrona, ma è serva del ministero della misericordia e si rallegra tutte le volte che può offrire questo dono divino. Tante persone forse non capiscano la dimensione ecclesiale del perdono, perché domina sempre l'individualismo, il soggettivismo, e anche noi cristiani ne risentiamo. Certo, Dio perdona ogni peccatore pentito personalmente, ma il cristiano è legato a Cristo e Cristo è unito alla Chiesa. E per noi cristiani c'è un dono in più, c'è anche un impegno in più, passare umilmente attraverso il ministero ecclesiale. E questo dobbiamo valorizzarlo. È un dono, anche è una cura, è una protezione, e anche la sicurezza che Dio mi ha perdonato. Io vado dal fratello sacerdote e dico: ma padre, ho fatto questo, ma io ti perdono. È Dio che perdona. E io sono sicuro in quel momento che Dio mi ha perdonato, e questo è bello. Questo è avere la sicurezza di quello che noi diciamo sempre: Dio sempre ci perdona, non si stanca di perdonare. Noi dobbiamo non stancarci di andare a chiedere perdono. Ma padre, a me dà vergogna andare a dire i miei peccati. Ma guarda, le nostre mamme, le nostre nonne dicevano che è meglio diventare una volta rosso e non 1000 volte giallo. E tu diventi rosso una volta, ti perdonano i peccati e avanti. Infine, un ultimo punto. Il sacerdote, strumento per il perdono dei peccati. Il perdono di Dio che ci viene dato nella Chiesa ci viene trasmesso per mezzo del ministero di un nostro fratello, il sacerdote. Anche lui, un uomo che come noi ha bisogno di misericordia, diventa veramente strumento di misericordia, donandoci l'amore senza limite di Dio Padre. Anche i sacerdoti devono confessarsi, anche i vescovi, tutti siamo peccatori. Anche il Papa si confessa ogni 15 giorni, perché il Papa anche è un peccatore. E il confessore sente le cose che io gli dico, mi consiglia e mi perdona, perché tutti abbiamo bisogno di questo perdono. A volte capita di sentire qualcuno che sostiene di confessarsi direttamente con Dio. Sì, come dicevo prima, Dio ti ascolta sempre, ma nel sacramento della riconciliazione manda un fratello a portarti il perdono, la sicurezza del perdono a nome della Chiesa. Il servizio che il sacerdote presta come ministro da parte di Dio per perdonare i peccati è molto delicato, è un servizio molto delicato, ed esige che il suo cuore sia in pace, che il sacerdote abbia il cuore in pace, che non maltratti i fedeli, ma che sia mite, benevolo e misericordioso, che sappia seminare speranza nei cuori e soprattutto sia consapevole che il fratello o la sorella che si accosta al sacramento della riconciliazione cerca il perdono e lo fa come se
accostavano tante persone a Gesù perché le guarisse. Il sacerdote che non abbia questa disposizione di spirito è meglio che finché non si corregga non amministri questo sacramento. I fedeli penitenti hanno il dovere? No, hanno il diritto. Noi abbiamo il diritto, tutti i fedeli, di trovare nei sacerdoti dei servitori del perdono di Dio. Cari fratelli, come membri della Chiesa, domando, siamo consapevoli della bellezza di questo dono che ci offre Dio stesso? Sentiamo la gioia di questa cura, di questa attenzione materna che la Chiesa ha verso di noi? Sappiamo valorizzarla con semplicità. Non dimentichiamo che Dio non si stanca mai di perdonarci. Mediante il ministero del sacerdote ci stringe in un nuovo abbraccio che ci rigenera e ci permette di rialzarci e riprendere di nuovo il cammino, perché questa è la nostra vita, continuamente rialzarci e riprendere il cammino. Grazie.